va da Logan, che vuole provare a giocarsi l'uno contro uno con Daros, lo batte facilmente, batte anche la sirena e subisce anche il fallo. Errore per David Logan. Dall'altra parte è già pronta Trieste, si va a ritmi molto alti. Upson a correggere l'errore, tap-in vincente per il controsorpasso Allianz. Dall'altra parte Imbro alza subito per Sokolowski, prima palla giocata e subito una ottima scelta di Imbro. Fernandez vuole attaccare contro Vildera riconoscendo il mismatch, poi rischia un'infrazione di passi, invece riesce a trovare il tiro per quanto fuori equilibrio. E quindi, come detto, ultimo possesso per Treviso. Imbro per Sokolowski che prende la tripla con buono spazio, la segna Michal Sokolowski che impatta il punteggio a quota 19, mentre Fernandez aveva trovato una tripla incredibile. Peccato per lui che il tempo fosse nettamente scaduto. Mentre continua a lavorare Trent Lockett, 7 per lui, miglior marcatore della partita. Tocca Mekovulu ma controlla la Quintana, prova a far correre i suoi, ancora la Quintana che trova Upson sotto il ferro, schiacciata da parte dell'ex giocatore dell'Arcagdinia. Va a ribaltare il lato a Treviso, poi a Chele. Sokolowski ci pensa un attimo ma poi scaglia una tripla. Un bel metro abbondante dietro la linea e segna anche questa. Invece quest'anno entrambe stanno comunque facendo decisamente meglio rispetto alla passata stagione. Tripla di Fernandez, segna il Lobito, parziale di 7-0 Allianz. Cominciata la ripresa, subito una finta di Logan che manda al bar l'avversario. Tripla segnata da David Logan, caldo come una ciminiera. Altra tripla, ancora una volta più 14 Treviso, poi schiacciata di Upson. Logan che ha segnato 11 dei 13 punti di Treviso in questo terzo quarto. Adesso vorrebbe prendere un'altra iniziativa. Palleggio, arresto, tripla! Ancora David Logan, pazzesco! Russell va da Sokolowski, finta, penetrazione fino in fondo! La schiacciata a difesa schierata di Sokolowski. Fernandez contro Vildera, tiro in un tempo su una gamba sola, anticipando il movimento. Già 23 i punti segnati dalla De Longhi in 7 minuti e mezzo. Sokolowski alza ancora la mano, un'altra tripla di Treviso. Francobolla addosso Chillo, poi Fernandez perso sul perimetro, può sparare da 3 punti, tripla del Lobito e adesso Trieste prova una timida reazione. Adesso Sokolowski con la penetrazione, tiro in corsa, 25esimo punto. Blocco verso il fondo di Grajulis, tunnel addirittura di Fernandez, ma palla persa, recupero e assist di Trent Lockett per i primi 2 punti della serata di Nicola Chele. Direi che qui può anche finire, infatti Dwayne Russell lascia morire il pallone. Il punteggio finale al Palaverde dice 95 De Longhi Treviso, 76 Allianz Trieste.